Vor der Störung featuring Trippa Boschi. Daltonici presbiti, mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che farne di occhi normali. Non più ottico ma spacciatore di lenti, per improvvisare occhi contenti, perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare. Vedo gendarmi pascolare, vedo gendarmi pascolare, donne chine sulla rugiada. Rosse le lingue avvolline dei fiori, le lingue ai fiori, ma dove la regina? Forse volata ai nidi dell'aurora, forse volata, forse più non volata. Vedo gli amici ancora sulla strada, loro non hanno fretta, rubano ancora al sonno l'allegria, all'alba un po' di notte, e poi la luce, luce che trasforma il mondo in un giocattolo. Faremo gli occhiali così, faremo gli occhiali così. Disturbing 2.5, l'interferenza.
Ai microfoni e in video per Sme Radio, Rodolfo Calorio. Disturbing rappresenta la volontà di interferire proponendo un sound raramente fruibile alle nostre latitudini. Le atmosfere melodiche, gli impianti ritmici e i patterns minimal riconducibili alla dicitura Berlin Sound, almeno così si usava chiamarlo nei circuiti discografici e clubbing in Europa nel decennio seguente la caduta del muro, sono l'energia dell'interferenza e l'ampiezza dell'onda sonora. Attraverso l'interferenza propongo quello che secondo me è il meglio tra i live e i DJ set nella Berlino che più da vicino conosco, avendo vissuto per anni ad Amburgo. O forse dovrei parlare della città che conoscevo, nell'ineluttabile passaggio del tempo e col limite delle costanti ma ormai rarefatte visite alla città tedesca. Come canone qua a Disturbing da alcune settimane a questa parte mi ha preceduto quella che è la Vor der Störung, cioè il prima dell'interferenza, in cui mi sono divertito, e vi assicuro davvero tanto, ad interpretare un brano di Fabrizio De André, un ottico, non tra i più conosciuti e certamente tra i brani più complicati, con almeno 4 cambi di ritmo e tonalità. Brano ostico, soprattutto per chi, come me, non è un cantante. Il featuring era di Tripa Boschi alla chitarra elettrica. Assieme siamo il duo Rufoschi. Abbiamo esordito live quest'estate all'Oasi e speriamo, anche per questa ragione, che con la normalizzazione della socialità potremo riesibirci. Per i distratti e per i new listeners, Vor der Störung, il prima dell'interferenza, è un preambolo, un frammento, un prologo diverso, un piccolo spazio prima che l'interferenza prenda possesso delle vostre devices, ed è uno spazio dedicato a qualcos'altro e, compatibilmente con le restrizioni del periodo, dedicato a qualcun altro, come accaduto oggi con Tripa Boschi e di recente con il live painting di Thomas Budroni, studente 18enne del liceo artistico di Cagliari, che si è eseguito prima di Natale per la Disturbing 2.4, l'interferenza 2.4, oggi è la 5.
Stanotte, lunedì 11 gennaio 2021, il viaggio spazio-temporale ci fa entrare a far parte della comunità Bucht der Träumer, la baia dei sognatori, che ha base sulle rive del lago Helensee di Berlino e ci porta in un party dal nome Marshmallows Rösten am Strand, cioè i marshmallows arrostiti sulla spiaggia. Tenutosi festival o party, per meglio dire, lo scorso 2 novembre, il suono di questa navigazione elettronica è a cura di, finalmente, dovrei dire se non fossi io stesso il conduttore e ideatore dell'interferenza, a cura, finalmente dicevo, di una donna. Il sound di stanotte è a firma Mila Stern. Siete pronti, cari listeners, per questo viaggio elettronico verso la baia dei sognatori? Stering, l'interferenza di Radio SME con cadenza bisettimanale. Entriamo nei vostri devices per interferire con il sound che solitamente ascoltate, ma potete ascoltarci on demand attraverso la nostra pagina su Facebook, ma se non l'avete ancora fatto seguite il nostro nuovo canale su YouTube, SME Radio 2.0. E se siete dei sognatori, questa è la notte giusta. Bucht der Träumer è la nostra destinazione. La baia dei sognatori.
13 e 15 agosto è già in calendario il festival di questo collettivo, la Baia dei Sognatori, e così dalla loro pagina attirano i naufraghi. Anche domani il sole sorge e guardiamo la luce in fondo al tunnel. Prima c'è una baia in cui tutti possono andare all'ancora, tutti coloro che non hanno ancora abbandonato la speranza di un mondo migliore, un mondo le cui leggi della natura significano attenzione, rispetto e compassione, un cosmo tenuto insieme da fili della musica e dell'estasi, un lago che invita a sognare con la sabbia calda tra le dita dei piedi come la risacca delle onde che solletica le nostre anime, finché non si fa esplodere la pista da ballo e la spiaggia brillerà di onde sonore. Cosa state aspettando? Dopo la mappa stellare che l'osservatorio astrale ha disegnato per voi, la nave Ahoy è sulla rotta. La Baia dei Sognatori è in vista. Träum in tedesco significa sogno, ecco perché Träum è sognatori al plurale. E proprio stamattina ascoltavo un altro album di musica tedesca, Kollektiv Turmstrasse, capolavoro di ingegneria del suono, uscito nel 2010. Il titolo è Rebellion der Träumer, la ribellione dei sognatori. Oggi così si sogna a Die Störung, l'interferenza 2.5, stagione seconda, numero 5. I naufraghi dell'antichità come trovavano la rotta seguendo le stelle. Die Sterne auf Deutsch. Il comandante di questo viaggio sonoro nella musica elettronica di Die Störung è una donna, dicevamo, e non poteva che avere questo nome: Mila Stern. Stern, stella.
Ma i sognatori sono anche The Dreamers, di un vecchio film di Bernardo Bertolucci. L'avete mai visto? Se la risposta è negativa, fatelo. The Dreamers. È una notte così, è un'interferenza astrale. Di Sternstörung, così, con un neologismo. L'interferenza stellare. Visto che siamo in tema di stelle oramai, in questa parte centrale del set di Mila Stern, un aneddoto della mia vita hamburghese. Finalmente mi trasferì nel mio quartiere definitivo, poi fino alla fine del mio tempo, del mio periodo lì nella città del nord della Germania, nel mio quartiere Sankt Pauli, ed ero svenatissimo perché ero in una WG, si dice in tedesco, cioè una casa condivisa con altre due persone, e io avevo l'ultimo piano. Sopra il mio letto, che era un futon, quindi a terra, c'era un lucernaio. Io ero impazzito all'idea di dormire addormentandomi, quindi guardando le stelle. In un anno e mezzo che ho passato in quell'appartamento ho visto le stelle una volta. Per via del maltempo, ragione molto frequente, e ragione di tutti i giorni o quasi, l'inquinamento luminoso della città, che rende molto difficile vedere le stelle, e quindi soltanto una notte riuscii a scorgere attraverso il vetro, che non era pulitissimo, sicuramente visto la pioggia. Solo una volta, ricordo, riuscii a intravedere le stelle. Ah, what a pity, che delusione, che peccato. Interferenza notturna di Störung, parliamo di stelle, di sognatori, e lei è Mila Stern, quella che propone il suo sound questa notte. Mila Stern suona la musica come un cricetto che fa oscillare un bastoncino luminoso. Delicatamente ma con fermezza ci spinge avanti. Piccoli calci nel posteriore verso la felicità ci fanno ballare in punta di piedi fino a quando è facile soggiungere "What?". Mila è musicalmente cresciuta nei centri giovanili e squattati. È maturata a Tel Aviv in Israele, si è diplomata poi nei migliori club che la Germania offre. Preferisce un percorso sonoro intorno ai 123 battiti per minuto, scorrevole, con transizioni più brevi e occasionalmente con transizioni più lunghe, come gli addetti ai lavori in visione si saranno già resi conto. Un percorso sonoro preferibilmente well rested, come potrei tradurre in italiano, rilassato. Rilassato ma anche sgualcito a tratti questo sound, e mi ha sorpreso sentirla dal vivo nel 2019 al Casa Blau, con la sua assoluta superiorità e il suo magnetismo.
Sì, miei cari ascoltatori di Störung, stare in console è un po' come stare sul palcoscenico. Quindi, secondo me, un DJ deve essere dotato anche di una certa presenza scenica, o quantomeno del cosiddetto, dicono i francesi, ma è entrato anche nel uso comune della lingua italiana, col physique du rôle. Non so se quando suono come DJ ho presenza scenica, una cosa è certa, io quando suono ballo, come sto facendo qua a Störung, come faccio tutte le sere a Störung, complice naturalmente la diffusa per tutti noi mancanza dei dance floors. Mila Stern, interferenza 2.5. A dicembre, il giorno 29, è uscito Courtyard, il suo primo EP per l'etichetta Pour la Vie. Le due tracce di debutto si collegano perfettamente al suono della Stern e non dovrebbe essere l'ultima sua produzione, considerando che il lavoro è stato ben accolto dagli addetti ai lavori. L'EP per Pour la Vie contiene anche 2 remix.
Mila Stern ha sempre una risposta, non solo musicalmente, e quando le chiedi quale sia il titolo di una traccia che sta suonando, il che accade spesso, certamente, ed è accaduto a me, è persino amichevole. Vi assicuro non cosa comune tra i tedeschi DJ. E Mila, nonostante le dimensioni esagerate di Berlino, la puoi incontrare tra i clubbers del Panorama Bar o del Menschmeier, luoghi verso cui abbiamo già compiuto dei viaggi spazio-temporali nelle settimane e nei mesi scorsi, o come nel caso del Panorama Bar, magari un giorno ci capiterà di farlo. Il Panorama Bar è all'interno del Berghain, per chi non lo sapesse, quindi magari chi non è mai stato, chi non è mai riuscito a entrare, perché poi la maggior difficoltà è proprio quella, nel tempio della musica techno europea e mondiale, magari sarà anche l'occasione di raccontarvi un luogo così noto e che non in tanti conoscono. La Stern si occupa di DJing da 8 anni, fa ricerca musicale perché ancora non si annoia, perché sa come muoversi e perché può. Tanto che, a proposito, c'è una bevanda che porta il suo nome in alcuni dei club berlinesi, è il Mila Stern propriamente, col suo nome, pensate, va? E questo drink io lo proverei perché ha vodka, sciroppo di cetriolo fresco e tabasco verde. Questi ingredienti secondo me descrivono la musica di Mila in modo molto accurato, che ispira come la vodka ghiacciata, scorre piacevolmente come lo sciroppo, è rinfrescante come il cetriolo ed è ovviamente super cool come ogni drink che si rispetti. Dalle stelle e dai sognatori siamo passati a parlare di vodka. Sono passato, voi non c'entrate, magari siete semplicemente in ascolto. E così le stelle ci sono rimaste in questo anno horribilis 2020, ma ci manca il bere, ci manca la convivialità, ci mancano le ubriacate in discoteca, ci manca ballare, ci manca, non so, tante altre cose che si fanno in discoteca, no? Tipo i limoni. È lunedì notte a Radio Sme e sono le ore 21:39 agli orologi della nostra radio.
Ma sì, ne parlavo adesso. Sarebbe una buona idea parlare del panorama bar del Berghain. Lo faremo in uno dei prossimi numeri. Tanto più che sembra che sia più facile entrare a Capitol Hill vestiti da Jamiroquai che al Berghain. Quindi, insomma, è il caso di parlarne, va? Faccio una battuta, ma è uno degli argomenti che è meglio non toccare perché sennò mi arrabbio come prima di Natale. E invece questa è una notte stellare, Mila Stern, il sound dell'interferenza di quest'oggi, ed è una notte di sognatori, questo lunedì 11 gennaio, perché siamo diretti alla baia dei sognatori. Bucht der Träumer, collettivo di Berlino che ha base in un isolotto intorno ai laghi di Berlino, Helensee, infatti letteralmente il mare, il lago di Helen. Che nome aulico. Stanotte, a differenza dell'ultima interferenza, non mi esibirò in un soliloquio di chiusura. E scusate se qualcuno si è sentito attaccato dalle mie riflessioni fatte sul finire dell'ultima puntata. Qualcuno mi ha anche scritto per dirmi la sua e mi ha fatto molto piacere. Mi sono proprio infervorato, per non dire incazzato. E continuo a esserlo anche oggi, naturalmente, a distanza di 2 settimane, anzi forse ancora di più, ovviamente, tra le nefandezze di casa nostra, l'assalto a Capitol Hill di cui parlavo prima da parte di una massa di ignoranti e cialtroni, e poi non so cosa mi può fare incazzare, le isole di plastica che invadono i nostri oceani, che crescono di dimensione. Leggevo l'altro giorno che la più grande isola, che si chiama Great Pacific Garbage Patch, ha una dimensione uguale al triplo della nostra Sardegna, circa 70.000 km quadrati. Poi cosa mi fa incazzare? Poi mi fa incazzare il colore dei giorni, il colore delle regioni. La lista delle cose che mi fanno arrabbiare potrebbe facilmente allungarsi e non voglio naturalmente tediarvi. Meglio invece lasciare spazio agli ultimi
10 minuti abbondanti del set di Mila Stern, anzi, giustamente la pronuncia, per favore, Rudy. Qua di Stern non mi arrabbierò più, lo prometto pubblicamente. Tantomeno adesso che comincio a vedere la baia dei sognatori. Siamo in arrivo, cari listeners e viewers di Disturbing.
Siamo all'ormeggio, cari viewers e listeners di Störung. Che il mozzo a prua si prepari a gettare l'ancora. Stiamo entrando nella baia dei sognatori. 5 minutes to launch. 5 minutes to land off. I've only got eyes for you. I've only got eyes for you. Die Störung 2.5, Saison Nummer 2, Nummer 5. Questa notte l'interferenza ci ha portato al Hellensee di Berlino. Io vi do appuntamento tra 2 lunedì per una nuova interferenza berlinese qua sulle onde sonore di Sme Radio. Da Rodolfo Calorio in voce e video. È tutto, non mi rimane altro che dirvi bis dann und gute Nacht.